Nell'ambito delle iniziative del Mandorlo in Fiore, la CNA di Agrigento, in collaborazione con quella di Ragusa e la Sicilia, hanno organizzato oggi al Palacongresso un evento denominato CNA Arte e Gusto, le eccellenze del territorio e il saper fare dei maestri artigiani, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti di qualità del settore enogastronomico e dell'artigianato artistico e tradizionale in particolare. I riflettori sono stati puntati grazie al coinvolgimento dei rispettivi consorzi di tutela sul pistacchio di Raffadali DOP, l'arancia di Ribera DOP, il cioccolato di Modica IGP, la mandola del Parco del Lavandle dei Templi. Inoltre uno spazio espositivo dedicato alle masterclass con degustazione a opera dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento, la partecipazione degli allievi della scuola alberghiera Ambrosini di Favara e nella mattinata di oggi il seminario sul tema Sviluppo e Salute, prodotti a marchio comunitario, garanzia per una sala, alimentazione, strategia di marketing e promozione. Sicuramente ha una importanza straordinaria perché ci incastoniamo all'interno del programma del Mandorlo in Fiore, una kermesse folclorica che ormai ha una radice profonda, che esprime valori di fratellanza, di concordia, di integrazione, quindi in questo contesto è un veicolo straordinario per poter promuovere il territorio e le aziende e i prodotti. Il CNA Arte e Gusto ha questa finalità di promuovere le nostre aziende, i nostri prodotti di eccellenza, sia per quanto riguarda l'agroalimentare, sia l'artigianato artistico, il saper fare dei maestri artigiani. In particolare i riflettori saranno accesi sui prodotti a marchio comunitario, il pistacchio di Raffadali, l'arancia di Ribera, il cioccolato di Modica e la mandola del Parco della Valle dei Templi. Questo è un format, un modello già sperimentato a Rimini nel corso della fiera del SIGEP, quindi questo adesso lo stiamo proponendo in Sicilia. Questa è la prima tappa qui ad Agrigento, poi faremo un'altra tappa a Modica perché vogliamo che questi valori economici possano essere trainanti per l'intero territorio e quindi vogliamo assieme con il CNA Sicilia, CNA Ragusa e CNA Agrigento, assieme ai consorzi del pistacchio, delle arance di Ribera, del cioccolato di Modica e del Parco Archeologico Valle dei Templi, avviare questo percorso virtuoso per appunto suggellare un sodalizio che possa portare risultati concreti per la nostra economia. Un altro momento importante è la masterclass che faremo qui con appunto i prodotti del pistacchio, dell'arancia e del cioccolato della mandorla, grazie all'Associazione Provinciale dei Cuochi e dei Pasticceri di Agrigento e con l'aiuto degli allievi della scuola alberghiera Ambrosini di Favara. Ecco, un sistema, squadra, facciamo rete per cercare di portare avanti questo progetto che vede assieme pubblico e privato per cercare appunto di dare impulso alla nostra economia. Assessore, è un momento importante anche nell'ambito del Festival del Mandorlo, questa cooking show, insomma seminari che la CNA sta organizzando. Assolutamente sì, l'amministrazione comunale ha sposato immediatamente l'iniziativa di CNA Agrigento perché è sempre attenta rispetto alle dinamiche di carattere non solo culinario ma soprattutto artigianale e di economia per la nostra città. Oggi presenti qui le prelibatezze agrigentine e della provincia, è tutta una fiera organizzata sull'artigianato che rende questo mandorlo ancora più vivo. Invitiamo le persone a partecipare perché è un evento molto interessante, ci sarà anche questo convegno dove si parlerà dei prodotti artigianali, le migliori presenze e esperienze della nostra terra, vedi la mandorla, vedi l'arancia, vedi il pistacchio e il cioccolato di Modica, questo gemellaggio tra queste province che hanno questa prelibatezza, questa arte culinaria fondamentale e qui lo sviluppo economico, culturale e turistico non solo della nostra città ma dei luoghi che sono interessati. Oggi è un'iniziativa che va a mettere assieme un evento nell'evento. In occasione della sagra del Mandorlo in Fiore abbiamo voluto far mettere a confronto i prodotti comunitari, il marco comunitario come il pistacchio di Raffadali, il cioccolato di Modica
le arance di Ribera, la mandorla della Valle del Tempio. Lo abbiamo fatto nel passato con altri prodotti in tutto il territorio siciliano. CNA Agroalimentare sta promuovendo queste attività in tutta Italia, in particolare in Sicilia. Noi siamo quelli che abbiamo 68 prodotti comunitari in cui abbiamo un reddito pro capite più basso rispetto a quello nazionale. Manca una sinergia, CNA si è messa a disposizione per trovare le soluzioni e dare l'occasione a queste aziende di poter far emergere i propri prodotti. Lo abbiamo fatto anche invitando la direttrice nazionale del SIGEP, oltre alla promozione del territorio serve la promozione a livello internazionale e il SIGEP è un'occasione fondamentale per le nostre imprese. Lo stiamo facendo anche attraverso il TTG di Rimini. Nei prossimi giorni verranno 60 buyer in tutto il mondo per promuovere l'agroalimentare, l'arte e il turismo esperienziale in Sicilia. Grandi attività, CNA Agroalimentare è presente a 1000 sportelli in tutta Italia. In Sicilia ci stiamo dando la mano con i produttori e con i trasformatori. Siamo qua per poter promuovere il territorio e l'enogastronomia del nostro territorio. Un ottimo tandem insieme alla CNA di Agrigento per questo paniere di prodotti che riguarda sia le eccellenze di Agrigento ma anche il vostro comprensorio ragusano. Sì, una straordinaria iniziativa voluta dalla CNA Sicilia, dalla CNA Agroalimentare, e abbiamo voluto sposare come CNA di Ragusa questo connubio insieme alla CNA di Agrigento, un fatto importante, un fatto nuovo all'interno di una manifestazione storica, quella del mandorlo in fiore di Agrigento, e che ci permette di poter valorizzare le eccellenze di entrambi i territori, il pistacchio di Raffadale, l'arancia rossa di Ribera, la mandorla di Agrigento, nonché il cioccolato di Modi, che è una delle eccellenze importanti del territorio ormai carattere nazionale. Ci permette appunto di affrontare tematiche di straordinaria importanza, e oggi lo faremo anche attraverso questo seminario, questo convegno che parlerà delle DOP, delle IGP. Quindi lo straordinario valore che vogliamo attribuire attraverso le denominazioni comunitarie ai nostri prodotti. Quindi i due territori insieme fanno sinergia e fanno parlare di una Sicilia bella, di una Sicilia nuova fatta di agroalimentare, che parla di un benessere anche cittadino dal punto di vista della salubrità alimentare, della salubrità dei cibi, e questo diciamo è il fatto importante. Quindi i due territori parlano insieme, discutono di come affrontare le sfide del Made in Italy nell'ambito del mondo dell'agroalimentare, e pertanto noi siamo orgogliosi di poter farne parte insieme alla CNA di Agrigento. Obbligatoriamente dobbiamo gemellarci, io dico e penso che non soltanto con Agrigento ma tutta la Sicilia dovrebbe gemellarsi, perché dovremmo essere un unico brand, il brand della Sicilia, perché soltanto così noi riusciremo a poter promuovere quelle che sono le nostre bellezze dei territori, la nostra arte, cultura, paesaggi, sapori, gusti, e evidentemente l'iniziativa di oggi è un qualcosa di importante perché narra la storia dei due territori, perché sappiamo benissimo come l'artigianalità, la sapienza, il saper lavorare e trattare i prodotti della terra non fanno altro che valorizzare e mettere in campo quelle che sono attività promozionali per la nostra terra, che ancora oggi dimostriamo non è fatta soltanto di mare. L'attrattiva di questa terra non può provenire soltanto dal mare, ma c'è un immenso scenario di opportunità che si aprono per le aziende che vogliono investire in un'accoglienza diversa, che non sia solo pranzo, ma non soltanto anche pernottamento, ma che sia gusto, che sia sapore, che sia vivere la nostra civiltà, la nostra cultura. Io penso soltanto, venendo da Ragusa qui ad Agrigento stamattina, non potevo non pensare, non posso non pensare a cosa sarebbe la nostra isola se fosse degnamente rappresentata con delle strutture viarie, con delle strutture ferroviarie, con dei collegamenti aerei efficienti.
sarebbe veramente l'isola più bella del Mediterraneo, così come era definita dagli arabi. Raffadali presente a questo evento anche per le prelibatezze che produce in primis il pistacchio. Oggi si parla principalmente di pistacchio, il pistacchio in provincia di Agrigento coinvolge Raffadali in quanto ha dato il nome a questo frutto che ha avuto riconoscimento europeo come pistacchio DOP del Raffadali, anche se devo dire che il pistacchio del Raffadali coinvolge tutto il territorio della provincia di Agrigento o quasi tutto, e dobbiamo lavorare tutti insieme affinché questo riconoscimento porti i frutti nel territorio. Portare frutti significa utilizzarlo come volano di sviluppo per creare occupazione, per far nascere nuove aziende e per cercare di arrivare nel commercio globale con il nostro prodotto affinché si dia ancora un'ulteriore possibilità di sviluppo e di lavoro. Connubio con il pistacchio di Raffadali, non solo, con il cioccolato di Modica, anche dell'arancia di Ribera. Sindaco, parliamone. È naturale promuovere le eccellenze del nostro territorio. Queste appena menzionate sono delle eccellenze del nostro territorio che offre e che sono conosciuti non soltanto nei confini nazionali ma anche oltre. Per quanto riguarda l'arancia di Ribera DOP ormai ha conquistato i mercati del nord Italia ma anche è conosciuta nei paesi europei. Abbiamo un'ottima produzione anche quest'anno, il territorio si allarga, gli ettari coltivati dall'agrumeto sono diventati almeno 7.000. Abbiamo avuto nel 2022 un volume d'affari di circa 30 milioni di euro, l'annata in corso promette bene e pertanto dobbiamo assolutamente fare in modo che queste eccellenze siano gli ambasciatori del nostro territorio, del territorio della provincia di Agrigento. Se noi avremo questa capacità e sfrutteremo le risorse che il Governo nazionale col PNRR ma anche con altri fondi mette a disposizione degli enti locali e con il ritorno auspicato delle province potremo sicuramente fare un ulteriore salto di qualità per far conoscere sempre di più il nostro territorio dal punto di vista paesaggistico, archeologico, storico, culturale, ma soprattutto i percorsi enogastronomici che sono quel quid in più che noi abbiamo a differenza di altri posti. Oggi qui ad Agrigento per questo connubio all'insegna della CNA che vi racchiude tutti. Sì, CNA ha battezzato questo connubio già nella ultima edizione di SIGEP a Rimini, occasione nella quale il cioccolato di Modica IGP, il pistacchio di Raffadali DOP e l'arancia di Ribera DOP hanno, come dire, incantato il palato e il gusto dei tanti visitatori internazionali che si sono succeduti a SIGEP. Qui invece oggi nasce un'alleanza fra due territori importanti, il territorio di Ragusa che esprime delle eccellenze, fra queste prima fra tutte il cioccolato di Modica IGP, e quella di Agrigento che esprime un ottimo pistacchio di Raffadali, per intenderci il migliore al mondo, a cui si aggiunge l'arancia di Ribera e da non dimenticare la cosiddetta mandola della Valle dei Templi che deve essere l'orgoglio di Agrigento. Oggi anche la SIGEP per la sua presenza qua, per quali finalità e per quali scopi lei ha voluto essere presente ad Agrigento a questo evento, diciamo, messo su dalla CNA in occasione di una delle feste più importanti della nostra città che è il Festival del Mandorlo in Fiore? È un'occasione straordinaria, SIGEP che rappresenta le eccellenze delle italiane e migliori marche europee nel mondo, perché è una fiera che valorizza al massimo la gelateria, la pasticceria, la panificazione, è qui a testimoniare l'importanza di questi territori, l'importanza dei grandi maestri che qui crescono insieme a una cultura straordinaria, perché è una cultura che fa delle eccellenze territoriali dei motori di sviluppo di un sistema, di un settore artigianale e dolciario che ci rende orgogliosi nel mondo. Anche Antonio Liotto è presente a questa iniziativa della CNA.
La CNA è l'associazione a cui aderisce Medinova ed è corretto e giusto che io sia presente con lo stand dei libri. Abbiamo molte novità innovative, la qualità sempre dei libri Medinova, e io mi auguro che vengano a vedere in questa giornata tantissime persone per rendersi conto di quelle che sono le eccellenze del nostro territorio dal punto di vista dell'artigianato. Medinova porta avanti il progetto di cultura e in questo senso ha il dovere e il diritto di esserci.